Cari telespettatori, siamo con Giorgio Sina, presidente Confcommercio Veneto, settore auto e moto, e parliamo delle tendenze, di come sta andando il mercato a livello regionale. Bene, grazie per la domanda. Ce n'è da parlare. Allora, diciamo che il mercato regionale dell'auto sta andando, direi, un pochino in incremento rispetto all'anno scorso. A livello nazionale, a livello regionale siamo allineati ai volumi dell'anno scorso, fondamentalmente. Ma non dobbiamo dimenticare la lettura di questo mercato. Quello che noi leggiamo è il mercato dell'immatricolato. Se andiamo a vedere invece il mercato del venduto, cioè di quello che noi stiamo raccogliendo come ordini, è purtroppo inferiore, stiamo perdendo da un 15 a un 20%. Questo evidentemente è il mercato che va letto, che poi sarà frutto delle immatricolazioni dei mesi successivi. Si parla tanto dell'elettrico, di livelli di elettrico che devono essere venduti, come sta andando? Ma allora, diciamo che la Commissione europea ha messo un bel po' di bastoni tra le ruote, no? Facendo questa scelta. E abbiamo visto le conseguenze. E abbiamo visto purtroppo le conseguenze. Ecco, diciamo che l'elettrico sta andando un pochino meglio, un po' di più fiducia c'è, perché nel mercato sono entrate delle auto che costano meno e quindi con 25-30 mila euro si possono comprare in questo momento le auto elettriche. Ma vengono dalla Cina, quindi non aiutano i produttori europei? No? Sono anche macchine nazionali, macchine francesi, macchine coreane, macchine cinesi, sì certo, vengono anche dalla Cina, ma sono anche macchine, ormai tutti i marchi stanno facendo l'elettrica un po' più piccola e con un prezzo più vantaggioso, anche perché dovremmo incrementare il mercato dell'elettrico. E quali sono scelte come macchine? Le macchine di una certa prestanza oppure quelle più piccole, utilitarie, che alcuni dicono che sono quasi introvabili? A livello elettrico lei dice in generale? In generale. Ma allora, in generale il mercato è formato dal segmento A, che sono le utilitarie, dal segmento B, che sono le macchine un pochino, direi, meno utilitarie, ma comunque nella fascia prezzo attorno ai 20-22 mila, che è la maggior parte del mercato, no? Poi l'altra parte del mercato è fatta dal segmento C, dal segmento D, dai SUV e poi anche dalle supercar, no? In maniera molto limitata. Per quanto riguarda l'elettrico invece, entrando queste macchine da meno costo, diciamo così, che sono segmento A e segmento B, quindi macchine più utilitarie, si sta incrementando un pochino la vendita. E invece gli acquirenti quali sono? Chi sono gli acquirenti che possono permettersi adesso la macchina? Allora guardi, gli acquirenti direi che sono un po' di tutti i tipi, nel senso che l'acquirente medio di un'auto è chi acquista l'auto in base alle sue esigenze. E quindi quello che può fare. Quello che può fare. Perfetto. Presidente, io la ringrazio tantissimo e anche a voi cari telespettatori. Poi se volete vedere l'integrale della nostra estrapolato potete cercare la puntata naturalmente sul web e buon proseguimento, alla prossima.